Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza Polizia in Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta, l'ho detto e lo ridico, per la prima volta dalla nascita di questa Repubblica italiana, oggi ridotta Repubblica delle banane del quinto mondo, per la prima volta tutte le sigle sindacali delle forze dell'ordine, assieme al COCER, alle rappresentanze dei carabinieri, guardia di finanza, quelli che hanno le stellette e che non potrebbero fare sciopero, quindi guardia di finanza, vigili del fuoco, che poi ci mettiamo dentro anche carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, guardia forestale, tutto quello che riguarda le forze dell'ordine, hanno deciso di dire insomma basta a questa situazione. Renzi ha detto che lui si siede ma non accetta i ricatti. Non accetta i ricatti. Guardate, io non la politica di Renzi può piacere o non piacere, no, questo è indipendente da ogni persona. Il fatto è che però Renzi riesce a sfondare nel mondo mediatico, è un gran oratore, questo è vero. Renzi gira le parole, gira i pensieri, gira quello che ha scritto lui stesso. Noi non abbiamo assolutamente fatto nessun ricatto a questo governo, noi abbiamo detto basta perché siamo stati presi in giro nuovamente, cari telespettatori. Perché? Perché ve lo spiego immediatamente. Nella DEF c'era scritto che poteva, nella sezione 2 della pagina 34 di questa DEF, di questa finanziaria, c'era scritto che il tetto salariale, che è quello che ci interessa, perché oggi noi non stiamo chiedendo aumento, noi stiamo chiedendo la rimozione del tetto salariale, che è quel meccanismo che blocca lo stipendio al 2010 per l'operatore di oggi. Cioè cosa significa? Cioè significa che se l'operatore nel 2010 guadagnava 1.300 euro, oggi anche se è aumentato di grado, anche se ha fatto la progressione di carriera, anche se potrebbe guadagnare di più con lo straordinario, non lo può fare, il suo stipendio è bloccato, i suoi straordinari non vengono pagati perché non può guadagnare di più di quello che guadagnava nel 2010. Questa formula era scritta, questa rimozione del tetto salariale era scritta, e l'ha scritta Renzi in quella occasione. Guardatevela, andate in internet, è sezione seconda, pagina 34. Bene, laddove c'era scritto, laddove non si possa rimuovere, dobbiamo usare delle politiche sociali diverse e rimettere in gioco questi soldi. Bene, questo è un contraddittorio su quello che ha detto Renzi, che vuole incontrarci e vuole venirci incontro. Quindi è inutile che dice che noi che abbiamo ricattato, non abbiamo chiesto niente, non ci sono ricatti, siamo stanchi, incroceremo le braccia, scenderemo in piazza. A Bologna hanno già iniziato, praticamente finiscono il loro orario di servizio, non fanno più gli straordinari. Sapete cosa significa? Uno dice bene, benissimo, non facciamo più gli straordinari, non vi paghiamo, ci sono i soldi. Benissimo, le indagini si interrompono. Cioè se io devo fare un pedinamento, se devo fare un appostamento, se devo fare un'intercettazione telefonica, se la rapina avviene dopo le 2 quando io sono sceso, questo io non ci sono perché devo fare fino alle 2, sto fino alle 2. Benissimo. Quindi è questo che noi andiamo a cercare. Poi un'altra cosa, io ho sentito in questi giorni sempre di Renzi che parla, e qualcuno che parla di troppe forze di polizia. Benissimo, siamo stati noi che abbiamo detto, sindacati, abbiamo detto ci sono 5 forze di polizia e ci servirebbe una riorganizzazione, ma siccome gli fa eco ad Alfano, questo signore cosa fa? Decide di chiudere 270 uffici a macchia di leopardo. Gli uffici vanno chiusi perché ci sono delle strutture che noi paghiamo, ci sono dei magnali che con 8 persone dentro continuiamo a pagare affitti.
Ci sono degli sprechi, sono gli sprechi prima di... Il problema, sa qual è? Che ci sono degli sprechi. Io sono stato a Venezia in questi giorni, benissimo, per lavoro, per lavoro, 15 giorni, aggregato, 5 persone da Pordenone che hanno già problemi di 60 persone in meno, benissimo, sono state mandate lì, perché c'era la manifestazione, che se la pagassero loro la manifestazione, la mostra del cinema, benissimo. Io sa cosa ho scoperto? Guardavo gli attori, perché sono carini da vedere, ci sono anche le attrici, per l'amor di Dio. Ho guardato però con l'occhio sindacale la questione. All'interno della prefettura, all'ultimo piano della prefettura di Venezia, c'è un appartamento di 300 metri quadri. 300 metri quadri un appartamento vuol dire una discoteca, va bene? Questo appartamento è stato messo a disposizione per le visite delle autorità di Stato, capo dello Stato, ministro, grosse personalità. Non ce n'è uno che vada in questa struttura, che è già servita da vigilanza. Tutti vanno in albergo, parliamo di 10-12 mila euro a notte, benissimo, ma non è solo la spesa dei 10.000-12.000 euro, ci servono quadranti con 8 persone per quadrante per 24 ore, allora significa continuare a pagare poliziotti. Questo è, prima di parlare di tagliare che mancano, ci sono 5 organizzazioni, ci sono 5 forze di polizia, tagliamo. Il signor Saviano, lei ha parlato di Saviano, oggi fa la manifestazione contro la polizia, ma chi lo scorta? Grazie Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL, sicurezza in Friuli Venezia Giulia, polizia.